In Europa i casi di contagio da coronavirus hanno superato il 1,5 milioni, intanto da domani sono diversi gli stati che provano a ripartire. Ce ne parla Carlo Maria Lo Savio. Il 4 maggio segna l'inizio di una fase cruciale non solo per l'Italia. In molti paesi europei domani scatteranno misure di allentamento del lockdown. In Austria, dove già hanno riaperto centri commerciali, parrucchieri ed estetisti, da domani torneranno sui banchi i ragazzi che devono affrontare l'esame di maturità. Gli altri probabilmente a metà maggio. Fase 2 anche per Ungheria, Grecia, Islanda, Portogallo e Slovenia. In Francia ci si confessa senza scendere dall'auto. Lo stato d'emergenza è prorogato fino al 24 luglio. Domani il governo annuncerà il piano per la graduale riapertura. Scuole aperte probabilmente dall'11 maggio. In Germania domani tornano sui banchi i liceali e gli alunni delle ultime classi delle elementari. Rialzano le serrande parrucchieri ed estetisti. La Spagna, duramente colpita, ha consentito nel fine settimana jogging e passeggiate per fasce orarie. Da domani possibile il take-away nei ristoranti. Preoccupa la situazione in Russia, dove prosegue l'impennata di nuovi casi, 10.600 in più nelle ultime 24 ore, ma si teme possano essere assai di più per la scarsità di dati che giungono dalle aree più remote.